Nessuna misura alternativa. Il quarantenne narcotrafficante arrestato lo scorso 18 marzo in zona San Zeno resterà in carcere, mentre la complice, la cugina di 32 anni, è stata rimessa in libertà. Questa è la decisione del GIP Marco Biagetti al termine dell'udienza di convalida del fermo dei due cittadini dominicani, difesi l'uomo dall'avvocato Fabio Crea e la donna dall'avvocato Sabrina De Rossi. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Abbiamo concordato solamente che al momento era opportuno che si avvalesse la facoltà di non rispondere, poi valuteremo successivamente se la sua collocazione sul territorio trevigiano fosse finalizzata effettivamente al traffico di sostanze stupefacenti oppure ad altri motivi ovviamente leciti. Ora l'avvocato Crea attende che la procura depositi tutti gli atti per poter decidere i prossimi passi. Perché da quello che appare l'arresto è conseguente ad un'attività di indagine della Procura di Udine, perché c'è stato anche l'intervento di agenti della Questura di Udine, quindi probabilmente l'indagine è più ampia e quindi attendiamo di avere una completezza documentale tale da poter fare qualsiasi tipo di valutazione. Il 49enne era stato controllato da tempo dalla polizia, aveva affittato assieme alla compagna un appartamento nel quartiere a ridosso della stazione ferroviaria. Il blitz degli uomini della mobile di Treviso e Udine era scattato quando la cugina arrivata da Barcellona aveva consegnato al quarantenne un pacchetto contenente oltre 1 chilo di cocaina. È stato proprio in quel momento che il narcotrafficante ha minacciato con un coltello un poliziotto, aggredendolo per permettere alla complice di entrare in casa con la droga. Poi l'irruzione della polizia che ha evitato che lo straniero e le due donne potessero riuscire a disfarsi della droga. I due sono stati arrestati, mentre la convivente è stata denunciata a piede libero. Il narcotrafficante, oltre che per spaccio, dovrà rispondere anche di resistenza pubblico ufficiale.